Venerdì 23 giugno 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepaz vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Ecco come si apre l'edizione del Gazzettino di Belluno, notizia messa in primo piano che ci porta nel capoluogo, Parco del Piave, solarium e area camper, svelato il progetto definitivo che ridisegnerà l'area di Lambioi connettendola alla città, lavori per oltre 4 milioni di euro. E sempre dal capoluogo, Pian del Monte, linea telefonica, il guasto continua. Pian del Monte, il guasto della linea telefonica è stato riparato mercoledì. Ieri sera però il problema si è ripresentato. La linea è di nuovo saltata, tanto da far richiedere dall'assessore Marco Dal Ponte un nuovo intervento da parte del gestore, ovvero la TIM. La foto di copertina ci porta a Feltre, sotto la lente il mancato ricambio generazionale. Mostra artigianato, stand inaugurati. Inaugurata la mostra dell'artigianato, guardando all'assenza di giovani, in questo scatto vediamo appunto diverse anziane nella loro fase di lavorazione per quanto riguarda una tovaglia. Altri richiami dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno: alberghi pieni con l'incubo prenotazioni fantasma, l'80% paga con carta chiesta come garanzia anche dai ristoratori. Feltre, fatto di cronaca giudiziaria, moglie non indossa il velo islamico, pestata e violentata dal marito orco, picchiata e violentata, costretta ad una vita d'inferno perché lei e la figlia non indossavano il velo. Era quanto accadeva in una famiglia marocchina ieri. Il pubblico ministero ha chiesto per l'uomo RN, queste le sue iniziali, 35 anni, residente a Feltre, 6 anni di reclusione. L'ospedale di Agordo sarà intitolato a Papa Luciani, il suo sangue mi salvò la vita. Sport, corsa ultra trail, la maturanda Anna Offer vince la 10K. E ancora Cortina, click dolomitici su Instagram, apre la mostra della Gazzoi. Tutto pronto per domani, quando sarà aperta la rassegna dedicata alle foto delle terre alte che gli autori hanno condiviso sul canale social. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Ecco come si apre l'edizione di oggi. In primo piano la svolta politica, i sindaci staccano la spina alla Dolomiti Ambiente. La riorganizzazione del ciclo dei rifiuti avverrà attraverso una holding con capofila a Bellunum. Alla provincia non resta che vendere la sua società. Il capoluogo chiede tempo. L'approfondimento a pagina 15. E la foto di copertina ci porta a Cortina. Alla Varedo Ultra Trail è iniziata la grande festa, bambini e percorsi brevi accendono l'entusiasmo, come si può vedere appunto da questo scatto. Il caso Belluno, il ponte cade, bufala social con denuncia in questura. Il ponte alla Veneggia non ha problemi statici, chi ha diffuso quel messaggio allarmistico ne risponderà alla giustizia. Ieri pomeriggio l'assessore Franco Roccona ha presentato denuncia in questura, come era stato deciso dalla giunta e dal sindaco in persona. Alta velocità, bolidi sfrecciano sui passi alpini, i sindaci usiamo le telecamere. Ogni giorno sfrecciano sui tornanti delle Dolomiti tra le 200 e le 300 auto sportive, i sindaci vanno limitate. La sentenza spiava i rivali nella banca dati, carabiniere condannato. Il maresciallo interrogava gli archivi su testimoni e controparti di un processo in cui era imputato, sentenza definitiva. Al pago, Spert è rimasto senza alimentari, spunta l'ipotesi cooperativa. Cortina Eco Movit in un'app percorsi orari e fermate. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamo al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, politica e giustizia, bufera Santanchè, dipendenti lasciati a casa senza TFR e uso illegale della cassa integrazione. La ministra finisce nel mirino dopo le accuse di report sulle sue aziende. Le opposizioni chiedono le dimissioni, la Premier riferisca in Parlamento. La ministra, resto al mio posto, Meloni, la Presidente del Consiglio, si è rinviata a giudizio Lasci, la senatrice Fratelli d'Italia, io indagata, stronzate, era ora querelo la trasmissione di Rai 3, ma a Palazzo Chigi c'è nervosismo, si teme che l'inchiesta si allarghi a La Russa. Andiamo avanti con pagina 4, sempre politica e giustizia, patto scellerato sulle mascherine, arrestati Minenna e i leghisti Pini, l'ex direttore delle dogane, ora assessore in Calabria, e l'ex parlamentare leghista finiti in una inchiesta per corruzione.
Sfide all'economia, messe della discordia, governo e maggioranza disertano l'aula della Camera per evitare di doversi schierare sulla ratifica, obiettivo rinvio in autunno. Salvini, io e Giorgetti la pensiamo allo stesso modo, deciderà il Parlamento. Salvini, vice premier, Giorgetti, ministro dell'economia italiana. E adesso il dramma negli abissi, siamo a pagina 6, inghiottiti dal Titanic, un robot sottomarino individua detriti vicino al relitto, sono del Titan, il battiscafo ha imploso, ancora oscure le cause, morti i 5 passeggeri. Vediamo in questo scatto la gita estrema, il battiscafo Titan mentre si sgancia dalla piattaforma di lancio, chi erano le vittime, per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, in alto a sinistra il numero 1 di Ocean Gate, Stockton Rush, al suo fianco il miliardario inglese Hamish Harding, a destra il businessman pakistano Shahzada Dawood, imbarcatosi assieme al figlio Suleiman, e in basso a destra vediamo l'esploratore francese Paul-Henri Nagelot. 500 metri la distanza dei rottami del sommergibile dalla prua del Titanic, 105 minuti il tempo dopo il quale si sono interrotti i contatti tra il Titan e la nave di appoggio. A bordo un joystick dal valore di 44 euro per virare e tubi da cantiere attaccati allo scafo come zavorra. Gli esperti hanno definito il mezzo low-tech costruito con componenti a basso costo. Fatti che ci portano in Ucraina, a pagina 7, inseguiti dai droni con le truppe di Kiev nella zona grigia dove essere individuati dall'alto significa esporsi al colpo certo del nemico. Ci riprenderemo Bakhmut e il Donbass, ma mai sottovalutare i russi, non sono così deboli come crediamo. La battaglia dei diritti, notizia che ci porta in Veneto, dite voi a mio figlio che non sono sua mamma. Davanti al Tribunale di Padova la manifestazione delle madri contro i 33 ricorsi della Procura. Il sindaco di Firenze, la trascrizione è un atto contro la discriminazione. Tosi di Forza Italia, i figli delle famiglie omogenitoriali vanno tutelati. Violenza in classe, siamo a Rovigo, sparano alla professoressa, promossi, il ministro è diseducativo. Val di Tara chiede una relazione, lo sfogo dell'insegnante, hanno preferito insabbiare, lasciata sola. E adesso le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 15, svolta politica, i sindaci scaricano Dolomiti Ambiente, la holding dei rifiuti a guida Bellunum. Belluno e Feltre portano in consiglio l'atto di indirizzo. De Pellegrini, sindaco del comune di Belluno, eravamo allo stallo, così salviamo le nostre società. Provincia al lavoro per cedere la società, ma il capoluogo chiede di attendere. Living a lungo del Col di Lana, a tutta sui passi come alle Mans, ogni giorno anche 300 bordi. Il sindaco Grones ha contato le auto, molti giovani si impadroniscono di salite e discese di notte. L'appello, la situazione va regolamentata anche usando i dati delle telecamere. La prevenzione dei terremoti, 2 giorni con la scienza per ridurre i rischi del sistema, altro approfondimento che troverete a pagina 16. Passiamo a pagina 17, notizia che ci riporta nel capoluogo, procurato allarme per il ponte, il comune presenta denuncia. Un messaggio virale ha diffuso la falsa notizia che l'infrastruttura stia per crollare. L'assessore Roccone si è scatenato il panico, ma non ci sono problemi di staticità. Rigenerazione urbana, sottopasso e bagno nel fiume, pronto il progetto per Lambioi e vediamo in questo scatto, nella parte terminale del parco fluviale di Lambioi sarà realizzata una piscina naturale, come si può vedere appunto da questa ricostruzione. Siamo a pagina 18, l'elettività non basta, le province servono più risorse e personale, questo è l'intervento del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin. Notizia di spalle, sostenibilità e PNRR, base per le riprese, dobbiamo investire. Luis Business School e Banca Finint disegnano gli scenari economici. Partito Democratico, Del Bianco, la Regione stanzia un finanziamento per Unico Studenti, l'abbonamento che sostiene le famiglie per un costo unico dell'abbonamento del trasporto scolastico. Spropositato l'aumento del 18%, ulteriore approfondimento in merito al trasporto degli alunni. Mirko Costa, preoccupato, i rincari vanno a colpire le fasce deboli. Cosa ha fatto il nostro comune che è nell'ente di governo per evitarli? Questo è il quesito del capogruppo di Valore Comune in Consiglio Comunale. E a proposito di studenti, la maturità, pagina 19, anche la seconda prova è superata, test in linea con le aspettative. Ragazzi soddisfatti delle prove al classico e allo scientifico, progetti da realizzare in 3 giorni al Catullo.
Siamo a pagina 21, sentenza definitiva, carabiniere condannato per le ricerche in rete. Il maresciallo interrogava la banca dati delle forze di polizia sui testimoni e controparti di un processo che lo riguardava. L'iniziativa da Banca Prealpi contributi per i centri estivi e continuiamo con pagina 22. Investe un pedone in via Bagnor sul Cersè, la procura gli imputa l'ebbrezza e la fuga. Chiuse le indagini sull'incidente dello scorso 22 maggio, l'automobilista aveva bevuto oltre il penale e non si è fermato, il ferito è uscito fortunatamente dall'ospedale. Altre notizie brevi che riguardano Feltre, erborista condannata per i vaccini in negozio, non è una farmacista. La sentenza: evade dai domiciliari, ruba soldi e dolci, 10 mesi e va in carcere. Ancora da Feltre, istruzione, la scuola diventa più morbida con i copri spigoli. Il comune ha deciso di acquistare le protezioni e rendere più sicuri gli spazi dell'elementare Vittorino da Feltre. Mostra dell'artigianato, al via in centro storico 130 stand tra innovazione e tradizione. Ieri l'apertura ufficiale con la presentazione di musica e un simposio. Viviana Fusaro, la sindaca del comune di Feltre, ricorda Rizzarda, un grande della nostra storia. Dal Basso Feltrino a Lano, Amalga Campa Aroneta, una serie di attività rivolte ai più giovani. Fonzaso dal 3 luglio torna al centro estivo di Dolomiti Hub per il comune. E adesso passiamo in Valbelluna con pagina 25, spazi accoglienti e il calore del legno nella casa funeraria di Ganza a Sedico. Pronta a Natale, 100% green e accanto ci sarà una fioreria, sarà la nuova sede dell'attività nell'anno del quarantennale. Vediamo in questo scatto appunto una ricostruzione di come si presenterà la casa funeraria Ganza. Magnalonga, qualche novità ma nel solco della tradizione. L'assessore limanese Cinzia Dalmolin cambia il giro delle malghe e ci sarà la possibilità di pernottare per quanti faranno il tracciato all'alba. Siamo in Alpago con pagina 26, esperti, idea cooperativa per riaprire l'alimentari. La chiusura del negozio del vicinato ha avuto ripercussioni, l'amministrazione lancia la sfida e chiede ai residenti di crederci. Una cosa del genere è stata fatta a Lamosano, dove funziona bene e la gente è contenta. Torniamo a Livindallongo, a Rabba, nuova piazza nel ricordo di Pezzei col busto del Kaiser, opera dell'ex sindaco. Grones omaggia il predecessore, l'ha voluto lui quello spazio e mi disse di metterci qualcosa di attinente alla nostra storia. Vediamo appunto il busto dell'imperatore, opera di Pezzei, e un momento dell'inaugurazione della piazza di Arabba. Agostino Antonetta, da 50 anni infaticabili anime della Proloco, notizia che ci porta in questo caso durante la sagra dei Sant'Antoni a Cadore in una scultura dell'Homme Selvare, notizia che ci porta a Rivamonte Agordino. A Gordolasca in cerca di Os e offre anche dei benefit. Passiamo a Cortina, è arrivata Movit, l'app del trasporto, gli orari di tutti i bus sullo smartphone. Accordo con Dolomiti Bus per un servizio di estrema utilità che nel mondo è già a disposizione di 1 miliardo di persone. Pieve di Cadore, cimiteri, profondo abbandono, provvederemo al più presto. Il consigliere delegato Baldovini si è mosso dopo i solleciti ricevuti dai cittadini. Ci sono da fare interventi di manutenzione ordinaria, ma anche straordinaria. Notizia di spalle che ci porta a Lorenzago, imparare è più bello se in maniera diversa ma sempre efficace. Per la media di Lorenzago Vigo si è chiuso un anno nel segno di una didattica innovativa. Auronzo, Ritiro Lazio, 15.000 le presenze attese. L'assessore Pais Bianco ha dato un occhio preliminare alle prenotazioni nelle strutture. Il soggiorno medio pro capite si aggira sui 5 giorni. La Cadore, Dolomiti SCS tira le somme, ambiente e cultura turismo in 228 all'opera a tutto campo. Dalla rubrica Cultura e Società, dal 20 aprile al 24 novembre 2024, gli artisti esclusi protagonisti di Biennale Arte, perché per Pedrosa si è stranieri ovunque. Il curatore illustra titolo e linee guida della 60ª esposizione, 200 anime per cambiare punto di vista. Per quanto riguarda la rubrica Giorno e Notte, quel pezzettino di carta animato di vita, così una giornata al quartiere diventa teatro. Spettacolo a Villa Zuppani grazie al progetto a sfondo sociale e artistico che ha coinvolto i ragazzi della realtà di San Fermo. San Gregorio nelle Alpi, Resistenza letteraria si congeda con Pennac e ancora a Mel, cena di galà sotto le stelle, notte magica con gli chef e Miss Italia Lavinia Abate. Lo spettacolo c'è Dolomiti Groove e con Paolo Baldini la musica in festa. L'appuntamento in questo caso è alla Casa dei Beni Comuni, siamo nel capoluogo bellunese. E domani invece al seminario, parliamo del seminario gregoriano di Belluno, duo Ciades De Battista al chiostro gotico Percorrere con il vento. Sport bellunese, calcio Serie D, siamo a pagina 34, Dolomiti firma Virvilas ma Varvassori non rinnova. Calciomercato, Davide Zoldan verso Longarone, Piazza torna all'Alpago. I ritiri estivi, niente amichevoli di lusso a Falcade, Venezia, Genoa si gioca a Moena.
Trail running, l'evento di Cortina, la Varedo Ultra Trail, la corsa dei bambini e i percorsi brevi accendono la festa. Patti Segaggi nella 20 km, Scarinzi Offer nella 10 km. Oggi alle 8 via alla 50, mentre alle 23 partirà la gara Regina. Basket Serie D Valbelluna, Thomas assicura la squadra sarà competitiva. Sport invernali, lo sci Veneto si raduna a festa domani ai piani di Pezzè. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani. Cielo di prevalenza sereno o poco nuvoloso, sui monti di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.